E allora? E allora in due parole io ti dico, però è una cosa personale, Va bene. non è... Le una cose cosa- personali lasciamole stare. Dal punto di vista formale, come c'è stato il passaggio? No, niente, io mi affretterai Sì. e poi... Tu avevi il simbolo come sede del MIS, giusto? Sì, sì. Avevate qui, in questo locale che si Sì, trova a sì. Riposto, avevate la sede del MIS, Sì. con lo stemma messo fuori, giusto? Il MIS storico, Movimento Indipendentista Siciliano, giusto? sì. Ecco. Lui frequentava qua con te, giusto? Sì, sì. Era un attivista, possiamo dire. Sì. Giovane. Io ero presidente Tu eri presidente del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. E poi io... Senza il numero 1946 non c'era. No, Non c'era un numero 1946, No. perché era il vecchio misto storico, Io giusto? ti pigliavano iniziative e mia mi dicevano niente. Musumeci. Musumeci e chiudo di catena che c'è una testa tanta così. Chi de Catania? Non mi ricordo qui è. Chi capite longhi? No, non è chi è Era rosso. Sì, alto. Roman Clark. Roman Clark. Sì, Era sì, Roman Clark. Sì. sì. Roman, buono, già. Giornalista. Loro prendevano iniziative senza che mia mi dicevano niente. E quindi poi io... Ma poi quando lui si è presentato al comune di Santa Venerina con lo stemma MIS, lo hai autorizzato tu a usare quello stemma? Com'è che lui si è impossessato di questo stemma? No, io non l'ho più Non l'hai più visto completamente? C'è gente che mi telefona e io... Dice non so niente. Io non lo conosco più. Ho capito. Quindi lui si è presentato alle elezioni con questo stemma MIS, E MIS che feci? pigliò poi ha fatto consiglio comunale, è entrato al consiglio comunale. No, io prima ho visto. Prima. Era, Era già nel consiglio comunale. sì, era vice sindaco. Ma con quello stemma no. No, non con quello stemma. E quindi ha cambiato stemma dopo, come fece? Ma non lo so, io da 4 anni non lo vedo più. Da 4 anni. Guarda, lui come io ho ricevuto Mm. si spaccia come presidente del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Ma il titolo per farlo il presidente, cioè come è diventato presidente? Ha creato un nuovo movimento con una... No, non ha creato niente. Io mi sono sotterrato e lui ha preso il mio posto, così, bonariamente. Quindi con niente di scritto. No, niente. Cioè lui in teoria, cioè giuridicamente, non rappresenta e non è il presidente del MIS a livello giuridico. No, lui non era il presidente del MIS. Sei tu, eri tu. Ero io, ma poi io anche per motivi di salute ne sono Però sotterrato. lei non ha firmato nessuna dimissione, No, quindi né tantomeno c'è stata un'elezione all'interno del partito No, per no, quanto no, che no. sancisce la nomina di Musumeci a No, presidente. no. Quindi Musumeci effettivamente non ha nessun diritto di esercitare la carica di presidente a livello formale e giuridico, parliamo. Sì, lui non... E tu da quanti anni avevi questa carica poi negli anni? Io da diversi anni. Da quando finì la guerra praticamente? No, E quando? Dopo? Quando prima la guerra C'era fino a chiaro aprile? Da quando ci siamo visti noi due. Tu non veniste a una volta? Sì, tu veniste a 10 anni fa, la prima volta. Sì, e poi mi disse, poi torno. Poi ci siamo visti a Enna. Sì. Ci siamo visti a Enna, ti ricordi? Poi ci siamo visti a Carandazzo. A Randazzo. A Randazzo, sì. Siccome... Aspetta, però tu mi stavi dicendo che tu sei diventato depositario del coso, quando ci siamo visti noi la prima volta, 10 anni fa, e prima chi era? In questi anni che ci sono fra il 40 e chi è stato presidente del MIS? Non c'era nessuno. Non c'era nessuno. E tu come sei diventato presidente del MIS? Io sono diventato perché io mi presentai alle elezioni
L'anno te lo ricordi? L'anno era adesso, 1998. Addirittura. Sì. Con quella, e ti sei presentato con quella sigla? Sì, sì. Miss. E se no mi mandò da lui perché io non lo conoscevo. Sì, perché lui era nel fronte prima. Io non lo conoscevo. Sì, lui era nel E fronte. allora ci sono andato a casa e allora A Santa Venerina. a Santa Venerina. Non è venuto lui qua, andaste tu già. Io sì, dai, sì. Per chiedere dei voti. Ma lui non mi... non ti ha aiutato completamente. Assolutamente, non mi ha fatto avere nemmeno un voto. Credo che c'erano le elezioni della provincia. Credo che c'erano le elezioni della provincia. Benissimo, e quindi Quindi poi non hai fatto niente e poi vi siete visti dopo allora? Sì, poi dopo noi ci siamo visti, ci siamo frequentati per circa 10 anni. Per circa 10 anni. E poi io sono stato eletto Dai soci? dai soci Presidente. E c'era pure Roman. C'era Roman che c'era curava Roman. la segreteria, tutto, faceva tutto Roman, sì. Sì. Però poi Roman, lui, un altro che mi ricordo come si chiama, che viene di su cose, copertoni. Sì. Sebastiano. Sì, Rapisarda. Rapisarda, sì. Che lui veniva. E io ero un po' arrabbiato con loro. Senza essere loro autorizzati, mandarono un telegramma al Presidente della Repubblica per fare gli auguri per la sua elezione. E il Presidente... Era compito tuo? Il Presidente rispose. Sì, rispose. Sì, rispose al movimento, mandò un telegramma. E che scrissi? Che ringraziava il movimento per ringraziava, l'indipendenza della Sicilia per gli auguri. E io ci restai male. Poi Soman fece delle cartoline con un altro contrassegno, che ora è bisogno, guarda queste cartoline. Quelle gialle? E ora è bisogno. Quindi, poi sì, abbiamo lavorato, siamo stati anche presso la casa di Salvatore Giuliano, abbiamo visto la cappella, perché lui aveva una macchina grossa, quindi camminavamo noi. Poi arrivato a un certo punto i ponti si sono sciolti.